In questo momento il traffico è intenso ma fluido, è proprio un antipasto dell'esodo, da adesso in poi ci sarà sempre un'escalation. Autostrade Alto Adriatico operativa con tutti i mezzi e persone in campo lungo la rete di propria competenza in questi giorni caldi, ma non caldissimi, per assistere, monitorare e intervenire qualora la forte mole di traffico prevista, soprattutto nei fine settimana, verso le barriere delle località marine prese d'assalto dai vacanzieri dovesse chiamare. Da inizio luglio fino a fine agosto saranno fermati i cantieri cosiddetti impattanti lungo tutto l'asse viario per permettere di viaggiare nella massima sicurezza, innalzando nello stesso tempo la qualità dell'asfalto posato e delle barriere spartitraffico, senza dimenticare le opere di intervento ai caselli di Monfalcone Est, lungo la bretella che collega la A4 al Trieste Airport e il casello di San Donà di Piave, direttrice verso il mare vicino outlet commerciale. Infine il ruolo fondamentale delle due autostrade Free A28 a pagamento solo il tratto Cordignano-Conegliano e A34 Villesse Gorizia, strategicamente importanti come valvole di sfogo e alternative alla stessa A4. La task force è pronta, noi siamo pronti durante le giornate di esodo ad avere in campo circa 300 persone, che vuol dire operatori della sala radio, ausiliari della viabilità, tecnici degli impianti. Bisogna considerare che abbiamo molta tecnologia, non si deve guastare, qualche guasto può capitare, ma siamo in grado di risolverlo al momento. Certo, certo.